C'è bisogno innanzitutto che nella politica in generale, ma in quella del centrodestra, torni una proposta che metta al centro competenze e valori, concretezza e serietà, servizio al bene comune e costruzione del futuro. Questa è la proposta politica di Noi con l'Italia, che in Lombardia e a Varese è ben radicata, ed è il contributo che Noi con l'Italia vuole dare alla proposta politica più generale del centrodestra. Senza una proposta moderata non si governa, lo dimostrano le tante elezioni in Europa, ma lo dimostrano anche le recenti elezioni amministrative. Quindi noi qui lavoriamo in Lombardia dando il nostro contributo con l'assessore Cattaneo, che è un contributo di competenze e valori. Abbiamo una presenza radicata su tutte le province e innanzitutto abbiamo e vogliamo essere l'espressione di quella che si diceva una volta, ma ancora adesso è protagonista la società civile, dalle imprese alle famiglie, al terzo settore, al volontariato, cioè a quella ricchezza della società che sempre di più ha bisogno di essere rappresentata. Questa è Noi con l'Italia. Noi con l'Italia c'è anche qui in provincia di Varese e lavora per tenere unito il centrodestra sulla sua idea originaria, appunto centrodestra, evitando derive estremiste che poi non fanno vincere le elezioni e rendono la coalizione litigiosa. Lo stiamo vedendo anche per esempio per le prossime elezioni di Cassano Magnago, come la carenza delle ragioni che ci hanno messo insieme e di una visione della politica ragionevole, equilibrata, poi porti ad acuire i toni e a dividere la coalizione. Noi invece siamo una presenza che vuole tenere uniti e che vuole ritornare a questa idea della politica basata sulla dignità e la libertà della persona, principale valore a cui noi guardiamo, su una visione ragionevole che parte dai contenuti, dalle proposte, consapevole che la realtà è complessa, non si può ipersemplificare e non si possono fare promesse che servono per lisciare il pelo del consenso ma poi non aiutano a risolvere i problemi. E anche del fatto che viviamo in un tempo difficile, in un tempo in cui la pace è minacciata a livello globale dalla guerra, ma nella nostra provincia abbiamo visto in questo anno 3 stragi familiari. Qualcosa non tiene più. Allora anche la politica non deve dividere, deve ricominciare a unire, deve saper parlare con tutti, deve guardare all'altro come a un interlocutore, non come a un nemico, e ha bisogno di forze che continuano a credere che si vince quando si fanno proposte e si mettono in campo contenuti adeguati e non si recitano slogan semplici che raccolgono il consenso facile ma non migliorano la realtà in cui viviamo.